No, beh, un caso non può essere perché sono già diverse volte che succede questa cosa qua. È successo anche alla prima partita con la Cottini che abbiamo pareggiato all'ultimo minuto di recupero praticamente. Quindi insomma cominciano a diventare un po' troppe le cose, secondo me meriteremmo qualche cosa di più perché anche oggi abbiamo espresso, finché ci siamo riusciti abbiamo espresso un discreto gioco, però poi facciamo delle disattenzioni, ci stacca qualche cosa e quindi non riusciamo più a portare avanti la partita come si deve e questo dispiace perché penso che oggi non meritavamo la sconfitta sicuramente, ma il timore sicuramente non ce l'abbiamo, anche se sappiamo che la Pisana, che era stata da me pronosticata insomma, all'inizio perché conosco tanti giocatori, fra le migliori se non la migliore squadra del girone, certamente noi ci abbiamo rispetto, il timore non lo possiamo avere perché se abbiamo timore di giocare contro una squadra è meglio che non ci presentiamo, sicuramente sappiamo che andiamo a giocare con una squadra forte e che tutte queste disattenzioni che continuiamo a fare non le possiamo fare con squadre ancora più forti perché altrimenti non riusciamo a portare a termine mai una partita con un risultato pieno e positivo. Insomma.